Parla come che ti magni, magna come che ti parli, detti e parole per non desmentegarli. Veneti famosi, città da visitare, bellezza della natura e ricette da imparare. Signori e signori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Gondola. Chissà quale sarà la parola che Leo oggi ci proporrà. Sentiamo, Leo! Ciao a tutti da Leo. Allora, dovete dirmi cosa vuol dire in veneziano guaivo. Dai canaglia, tocca a te. Allora, cosa vuol dire guaivo? Primo suggerimento, con raise. Secondo suggerimento, el fontego. Cari spettatori, oggi parliamo di Cesare Ludovico Musatti, il fondatore della psicoanalisi italiana. Nato a Dolo, in località Casello 12, trascorse l'infanzia e l'adolescenza a Venezia. Iscrittosi alla facoltà di matematica all'Università di Padova, decise poi di intraprendere gli studi filosofici. Allievo e assistente di Vittorio Benussi, imparò la tecnica ipnotica. Dal 1927 succedette a Benussi nell'insegnamento dell'Istituto di Psicologia dell'Università di Padova. Entrato in contatto con Edoardo Weiss, cominciò a far parte della Società Psicoanalitica Italiana. Fu purtroppo costretto ad abbandonare Padova quando nell'autunno del 1938 entrarono in vigore le leggi razziali. Cesare Musatti aveva infatti origini ebree. Le sue più importanti teorie riguardano la Gestalt e la psicoanalisi, che ha sempre cercato di trattare con sistematicità scientifica, ma pur sempre collegandola alla realtà, grazie anche alle sue doti di osservatore acuto ed ironico. Morì a Milano il 21 marzo 1989. Per oggi è tutto. Bene, dopo il contributo di Raise abbiamo il secondo suggerimento con El Fontego. Un suggerimento particolare che proviene da una realtà che, per definizione, diffonde la cultura, cioè la scuola. Ne parliamo con la dottoressa Brigida Farese, dirigente della direzione didattica di Dolo. Dottoressa Farese, come si sta muovendo la scuola nella realtà locale? Sicuramente creare per tutti i bambini un ambiente educativo possibilmente interessante, accogliente, che sviluppi la crescita sia culturale dei bambini, ma soprattutto anche il suo benessere psicofisico. Per far questo cerchiamo di capire innanzitutto chi sono i nostri bambini, quali sono le cose che li interessano, puntando proprio al loro ambiente e all'integrazione nel loro ambiente. Questo significa che devono conoscere anche l'ambiente in cui vivono e quindi noi cerchiamo anche di cogliere tutte le opportunità che il territorio ci offre per facilitare questa conoscenza. Quali sono le iniziative per far vivere il territorio e per comunicare la storia e la cultura locale? Noi abbiamo ad esempio dei rapporti privilegiati con la Biblioteca Comunale di Dolo, i bambini, incontri di animazione alla lettura, letture sia di fiabe, di storie del territorio, sia su tematiche che coinvolgono e interessano direttamente i bambini. Abbiamo anche rapporti stretti con la Proloco. La Proloco molto spesso organizza delle iniziative e ci coinvolge. La scuola è sempre partecipe perché sa che non solo i bambini vengono coinvolti, ma lavoriamo anche con le famiglie e quindi un lavoro fatto in sinergia di conoscenza e di star bene insieme. Altre opportunità del territorio possono essere dalle visite alle ville. Noi abbiamo un territorio ricco di storie, pensiamo alla Villa Pisani, vengono organizzate anche attività di laboratorio nella Villa Pisani. Nelle nostre classi partecipano numerose, ma mi viene in mente anche San Bruson, il museo dell'antiquarium, con i reperti storici, le fotografie di quello che è stato trovato nel territorio, e anche queste proposte sono ben accolte. Teatro che può essere dalla storia alla fiaba, ma anche teatro che si rifà al Goldoni, ad esempio, e quindi alla modalità di vivere, di parlare, di vestirsi, di vivere la vita a quel tempo, insomma, nella Venezia di allora.
Il teatro è una particolare ricchezza esperienziale per i bambini, perché permette loro non solo di parlare, di muoversi, di esprimersi con una libertà che di solito non hanno, ma anche di vivere un rapporto con l'adulto e con il coetaneo sicuramente particolare e importante. I nonni sono una nostra ricchezza che sfruttiamo alla grande. I nonni vengono per raccontarci i libri che loro leggevano, i giochi che loro facevano, le attività che svolgevano e per far riflettere proprio i bambini sulla differenza di quella che era la vita di un tempo, sicuramente più contadina o artigianale, rispetto agli strumenti, ai materiali di apprendimento che loro hanno oggi. Ma anche esperienze molto interessanti come il giorno della memoria. Tutti gli anni noi invitiamo dei partigiani, purtroppo sono sempre più anziani di età, che con una grande intensità e una particolare sensibilità raccontano ai nostri ragazzini di quinta la loro avventura, chiamiamola avventura, in realtà la storia di quel periodo, e anche queste sono occasioni di riflessioni e anche di far vivere una disciplina come la storia, che sembra una materia quasi morta a volte per i nostri bambini, con l'intensità e il dovuto interesse. Bene, per oggi è tutto. La parola a Leo. Allora, vi avevo chiesto cosa voleva dire in veneziano guaivo. Guaivo vuol dire giusto, senza problemi, liscio. Ciao ciao. Bene, per oggi è tutto. L'appuntamento è la prossima puntata. Puntuali, che non sia storia del sovrintento. Questa è la storia del sovrintento che dura tanto tempo e mai se destriga. Divo che ti accanta o gusto che ti adiga.